il ruolo di giornalisti, cioè sarete voi a rivolgere domande e a fare un'intervista al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie. No, no, volevo dire, chi conta di più? Un Presidente di Regione o un giornalista? Vabbè, Giornalisti. vinci facile. Prego Luca. Grazie, Presidente, buongiorno a anche tutti. perché siamo in scadenza tutti e due giornalista, vicini. ve l'ho detto che è giornalista. No, perché siamo in scadenza, io verso la pensione, lei... No, a dire la verità pensavo fosse già in pensione. Beh, come vedete oggi è un'intervista inedita, insomma, particolare, visto che la facciamo io e Giuseppe. Grazie mille Luca per essere qui Grazie con noi a voi, oggi, grazie. anche perché so che eri pieno di impegni e ti sei dedicato uno spazio. Io, se vuoi, parto subito con la domanda che ti avrei fatto, che è: tu questa regione la governi ormai da 15 anni, un tempo che è veramente lunghissimo, in cui il mondo è cambiato completamente. Quindi che Veneto hai trovato e che Veneto ci lasci? Ce la lasci più connessa, più sicura? Chiedo perché anche in caso di emergenze purtroppo ne abbiamo avute, quindi come ci lasci questo Veneto adesso? Innanzitutto grazie per l'opportunità, complimenti per l'Assemblea. Fatemi salutare il Presidente Orsini, che incrocio sempre nell'Assemblea del Veneto e non solo. La risposta telegrafica, non a livelli giapponesi. Allora, io penso che se mi chiedessero quali sono i risultati del Veneto, potrei star qui a sciorinare, a parlare di Olimpiadi, della sanità che è la prima a livello nazionale. Quello te lo chiedo dopo delle Olimpiadi. A livello nazionale, che sono le infrastrutture, molto altro ancora, molte attività che abbiamo fatto. Però io dico sempre una cosa, la cosa che mi dà più soddisfazione è l'aver centrato l'obiettivo, me lo dico da solo, di aver dato uno standing al Veneto che prima non aveva. Quando tu hai standing hai reputation, quando hai reputation puoi candidarti a portare a casa le Olimpiadi, hai potere contrattuale nei tavoli che contano. Io lo dico sempre, ricordo che la prima mia uscita a Palazzo Chigi da Presidente di Regione ha significato il posto sull'angolo del grande tavolo e tutti erano preoccupati che ci fosse la Lombardia. Noi eravamo un po', come si può dire, i fratelli minori dei Lombardi. Oggi, senza nulla togliere ai Lombardi, che sono degli ottimi vicini di casa e è una grande comunità, devo dire che il Veneto ha sicuramente un posto, il posto che si merita. E poi me lo dicono i veneti che vanno in giro per l'Italia, per il mondo e dicono: ma siamo orgogliosi di essere veneti perché di Veneto si parla sempre. Giusto. Grazie. Scusate la voce. Presidente Zaia, allora, noi siamo in un momento di grande evoluzione del sistema delle infrastrutture. L'alta velocità, la fine del tunnel del Brennero, quando mai sarà finito, lo sviluppo delle autostrade, ma anche il rinnovo delle concessioni, altro grosso problema, che appare alquanto problematico, quindi, che dicevamo. La sfida della sostenibilità e dell'integrazione gomma, ferrovia, porti, interporti e aeroporti. Ma noi siamo pronti a questo nuovo futuro che avanza in Veneto? Beh sì, grazie per la domanda. Io dico che ci abbiamo messo tutto l'impegno. Intanto abbiamo realizzato un'infrastruttura che prima non c'era, che è la Pedemontana Veneta, che è la più grande infrastruttura realizzata in questo paese diciamo, in questo tempo. Devo dire anche che rispetto alle infrastrutture, io penso che noi dobbiamo chiedere con forza al governo che si chiuda velocemente la partita dell'alta velocità, che è una partita irrinunciabile perché veramente rischiamo di essere tagliati fuori. Si è deciso tutto, si è decisa la progettualità, oggi bisogna finanziare e chiudere questa partita. Dall'altro credo che a livello regionale, lo abbiamo dimostrato con la superstrada Pedemontana Veneta, con il passante di Mestre, con il nostro ingresso e quindi con la nuova società che abbiamo fatto con il Friuli Venezia Giulia per la gestione
della 4 in Friuli Venezia Giulia, molto altro ancora, che questo territorio sia maturo, ad esempio, a dar vita a una holding veneta o diciamo del nord-est delle infrastrutture. Penso che questo debba essere il nostro obiettivo. Dall'altro, rispetto all'intermodalità, c'è il grande tema del ferro, no? Allora, noi abbiamo l'intermodalità che per noi significa sicuramente un terzo aeroporto italiano ben gestito, diciamo, il gruppo Save che comunque è il terzo interlocutore italiano, dall'altro la portualità, una portualità che per noi risulta essere irrinunciabile. Il porto di Venezia per noi è un porto commerciale, è un porto turistico e non vogliamo rinunciare a queste sue peculiarità, quindi anche il grande dibattito sulle grandi navi, ben vengano le grandi navi sopra le 100.000 tonnellate fuori dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, ma è altrettanto vero che per noi la crocieristica è irrinunciabile. Lo dice una regione che è la prima regione d'Italia per turismo, con 73 milioni di presenze e facciamo circa 18 miliardi di fatturato, vuol dire il 10% del nostro PIL. Infine c'è il tema della nuova diciamo, intermodalità su ferro che per noi significa hypertransfer, ad esempio. Tutto quello che questo investimento che stiamo facendo di studi ad ora, no? Coinvolgendo Cava, coinvolgendo Leonardo, coinvolgendo FS e molto altro ancora, abbiamo dato vita a questo team per mettere in piedi diciamo, questo primo modulo Venezia-Padova di questa capsula che dovrebbe avere la velocità superiore a quella di un aereo, quindi pensare che questo paese, che è il paese più bello al mondo, possa essere diciamo, interconnesso e connettersi diciamo, utilizzando nuove forme di trasporto per beni, quindi per merci e per persone. Ma lì stiamo andando avanti, tanto è vero che abbiamo già presentato il mock-up e vogliamo anche finanziare il primo tratto di 10 km. Grazie. A me basta che usi l'acciaio, va benissimo. Poi mi Prego? hai detto, basta che usi l'acciaio, va benissimo. Sì, beh certo. No, L'acciaio è irrinunciabile. No, a parte gli scherzi. Allora, l'altra seconda domanda che io ti faccio è proprio sulle Olimpiadi. Quindi, che saranno sicuramente una sfida molto enorme e una vetrina meravigliosa per il Veneto, ma che eredità lasceranno nel Veneto queste Olimpiadi e soprattutto cosa possiamo fare già oggi per non fermarci alle Olimpiadi, ma fare del 2027 l'inizio di una nuova stagione di crescita? Beh, le Olimpiadi ce le abbiamo in Veneto grazie a una mia idea e a una mia ostinazione, visto considerato che all'inizio non c'era nessuno al mio fianco. E devo dire che le Olimpiadi oggi per noi significano, da un lato, una vetrina da 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo, 2 milioni di cittadini verranno nei nostri territori. Nella candidatura ho presentato non solo la parte diciamo, sportiva e quella del ghiaccio della neve che è Cortina e le Dolomiti, perché poi nel mio dossier presentai anche Trento e Bolzano, ma avremo anche la chiusura delle Olimpiadi all'Arena di Verona e l'apertura delle Paralimpiadi. Quindi vi do una dimensione di quanto anche sia riuscito a renderla diffusa nei territori. Devo anche dire che uno dei tavoli più impegnativi che si stanno tenendo in queste ore è quello dell'accoglienza, della pianificazione e la presenza di tutti i capi di Stato e di Governo che saranno presenti all'Arena di Verona o nei campi di gara. Le Olimpiadi valgono, lo dice l'ultimo studio di Banca Ifis, 5 miliardi e 300 milioni di euro. E le 3 università che avevamo incaricato all'inizio con il dossier dicevano che le Olimpiadi, sto parlando di Bocconi, Sapienza e Ca' Foscari, dicevano che le Olimpiadi possono valere almeno 1,5 punti di PIL. Detto questo, per noi sono una grande opportunità, in generale per il Paese, che ripeto è il Paese più bello al mondo e si merita questa competizione, che non è stata facile. Vi ricordo che noi abbiamo, e qui torna lo standing, qui abbiamo letteralmente combattuto per avere questa candidatura contro 7 stati. Noi eravamo le uniche 2 regioni contro 7 stati e pensate che tutti dicevano che noi avremmo perso nella diciamo, contesa finale a Losanna contro la Svezia, perché la Svezia tentava per l'8ª volta di avere per la prima volta le Olimpiadi e noi le avevamo già avute nel 1956, quindi tutti dicevano, i bookmaker dicevano siete spazzati, le hanno date a noi queste Olimpiadi. Quindi grande visibilità, è un nuovo rinascimento non solo per i nostri territori ma per il Paese, lo sarà per le imprese, lo sarà per i cittadini, per la comunità. Devo dire che c'è stato un grande lavoro di squadra. A iniziare, voglio ringraziare Confindustria Belluno che è stata tra i primi a sostenere. Beh, adesso oggi è facile sostenere le Olimpiadi, in quelle ore non era per nulla facile.
anche perché se non ci davano la candidatura la figuraccia l'avremmo fatta in pochi. E devo dire che poi noi abbiamo portato a casa una legacy, per parlare di eredità, che è unica. Abbiamo quasi 2 miliardi di euro di investimenti nei territori che altrimenti non avremmo mai visto. Non so. Faccio un esempio per tutti, sono oltre 700 milioni di euro della bretella dalla stazione di Mestre all'aeroporto di Mestre, all'aeroporto di Venezia, 8 chilometri di bretella, dei quali 6 in tunnel, e noi potremo consegnare, ma nel giro di un anno io penso, c'era il Presidente Marchi qui prima, e nel giro di un anno presenteremo una nuova stazione ferroviaria a meno 11 sottoterra presso l'aeroporto di Venezia. Lì ogni quarto d'ora ci sarà un treno. Questo vuol dire modernità, questo vuol dire accogliere i nostri visitatori, questo vuol dire essere, diciamo, connessi. Quindi di legacy ce n'è tanta, c'è la variante di Cortina, la variante di Longarone, il nuovo circuito che vorremmo fare, che sarà il doppio del Sellaronda, Cortina-Civetta, Cortina-Arabba come collegamento. Insomma, di idee ne abbiamo tante, alcune sono già iperfinanziate, altre comunque le finanzieremo. Tant'è vero che per rispondere a un pezzo di prima domanda, quando io immaginai a questo piano contro le alluvioni nel 2010 di 2 miliardi e 7, devo dire che non avevo un centesimo, poi alla fine l'ho realizzato e veramente più sicuro. È vero. Presidente Zaia, come ultima domanda ritorniamo sui giovani, che i giovani sono fondamentali perché noi ormai un percorso l'abbiamo fatto e quindi bisogna pensare alle nuove generazioni. Oggi sul nostro territorio il problema è attrarli e soprattutto mantenerli. Come si fa a pensare a un futuro senza guardare a questi giovani? Le imprese sono pronte a capire come rispondere alle nuove esigenze dei giovani, però ci sono partite che solo le istituzioni possono fare. E insieme cosa possiamo fare per il domani e per questi giovani? Ma io penso che sia fondamentale intanto conoscere bene il processo, perché comunque se io chiedessi qui a questa assemblea quale sia l'idea rispetto alla fuga dei cervelli, tutti direbbero i giovani se ne vanno tutti. La verità è che noi non sappiamo nulla di questi numeri. Sappiamo semplicemente che ad esempio dal Veneto ogni anno dai 18 ai 34 anni se ne vanno 3.500 ragazzi, ma dei quali non sappiamo se vanno a lavorare, se vanno a studiare, se tornano sul luogo del delitto perché hanno vissuto una magnifica esperienza dell'Erasmus, perché comunque si sono trovati una fidanzata o un fidanzato. Nulla non sappiamo. Figuratevi che in questi dati, tanto per dirla fino in fondo, abbiamo anche un dato così grezzo dove all'interno troviamo gli iscritti AIRE, cioè vuol dire imprenditori che lavorano all'estero, che sono i gelatieri, e che vengono calcolati semplicemente perché sono in quella fascia d'età come fuga dei cervelli. Quindi noi dobbiamo innanzitutto capire quelli che ci vanno per opportunità, perché riconosciamolo, il mondo è molto più piccolo di quel mondo che abbiamo conosciuto io mi sono laureato nel 1993 e le opportunità che oggi un neolaureato nel 1993 non c'erano. È un mondo iperconnesso, più piccolo, e quindi il progetto di formazione io lo vedo bene all'estero e penso che sia doveroso che i ragazzi si facciano un'esperienza all'estero. È malvagia la lettura di dire che questa esperienza viene letta come fuga dei cervelli. Poi è inevitabile che se uno va all'estero e si fa l'esperienza, magari si trova anche bene, magari fa anche un progetto di vita, questo sta nelle cose. Però non siamo più davanti a processi di emigrazione analogici che conoscevamo, che so, del primo dopoguerra piuttosto che di fine 800. Mio nonno è nato in Brasile e poi è emigrato a 20 anni negli Stati Uniti, a New York. Cioè, quella è una storia che non esiste più. Dall'altro noi ai giovani dobbiamo dare risposte, ma ad esempio, tu prima lo dicevi, no? Il tema della rendita piuttosto che della produzione. Però è anche vero che il mercato sta cambiando. Quando c'è questa grande discussione, il Presidente Orsini e tutti voi ne parlate spesso, no? Quello della settimana breve, del rimodulare diciamo, l'orario di lavoro. Il tema del nomadismo digitale è un tema che non è irrilevante, quello del nomadismo digitale. Noi siamo, lo dico per la terza volta, il paese più bello al mondo, no? Voi immaginate, l'Italia è il paese della biodiversità, abbiamo solo 4.500 prodotti tipici. Per quanto riguarda l'agroalimentare, abbiamo almeno il 70% di siti culturali del mondo. Possiamo entrare in qualsiasi museo, andiamo al Prado di Madrid e diciamo se togliete tutte le opere degli italiani qua chiudete, e così anche al Louvre. Nonostante questo noi non possiamo pensare di vivere di rendita di posizione.
Saluto Coca-Cola che non l'avete nominata prima. Una volta... Ecco. Dov'è? Dov'è? Eccolo lì. Eccolo là, terza fila. Una volta hanno chiesto al loro presidente perché Coca-Cola, always Coca-Cola. Voi sapete che è il brand più riconoscibile al mondo. Anche nell'ultima capanna dell'ultimo lembo di terra conoscono la bottiglia di Coca-Cola. Gli hanno chiesto, è una roba del marketing questa, perché facesse così tanta pubblicità la Coca-Cola? La conoscono tutti. E lui sapete cosa rispose? Altrimenti bevono la Pepsi. Ecco, la peggior cosa che può fare questo paese è vivere di rendita, di posizione. Sarà la nostra fine. Grazie. Grazie. Grazie mille Luca. Vai, vai. Grazie, peccato. Grazie.